Straordinario miracolo eucaristico in Venezuela. Salve a tutti carissimi, oggi voglio parlarvi, appunto come già avete potuto sentire dal titolo, di un miracolo eucaristico che è avvenuto in questi giorni in Venezuela, che è un paese sicuramente di tradizione cattolica, in cui però, come un po' in molti paesi del mondo, diventa sempre più difficile esercitare e praticare il proprio culto senza essere in qualche modo perseguitati. È accaduto che in questi giorni, mentre era in corso un'adorazione eucaristica, l'ostensorio contenente l'ostia consacrata ha cominciato a levitare, cioè si è alzato in aria, come potete vedere dalla foto, ed è rimasto sospeso per vari minuti. Ecco che appunto questo straordinario fenomeno è visibile in questa immagine che è stata catturata dai fedeli presenti. Le parole insomma sono superflue, vediamo appunto il sacerdote che continua ancora di più a pregare con sempre maggior fervore di fronte a questo prodigio. E niente, che cosa si può dire? Che nel Vangelo c'era scritto che negli ultimi tempi, c'è scritto proprio che negli ultimi tempi ci saranno dei segni. Gesù ha promesso che avrebbe dato dei segni proprio per chiamare alla conversione anche i più scettici, quindi questo è sicuramente un segno importante, un segno eclatante che ci invita che ci fa capire insomma la verità della predicazione di Cristo, del messaggio che Cristo ci vuole dare, ci invita alla conversione, a un'adorazione ancora più fervorosa e insomma, mai come adesso possiamo dire con tutto il cuore sia lodato e ringraziato ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento, gloria, amore e riparazione al Divin Cuore di Gesù. E ve la lascio questa immagine in modo che ci possiate pregare un pochino secondo le vostre intenzioni, ciascuno per chiedere nel proprio cuore, a questo cuore di Gesù che batte per noi, la grazia di cui ha bisogno, la grazia che gli sta maggiormente a cuore. Grazie carissimi, a presto. Kumbaya.